Buongiorno, ciao bellissimi. Giorno 30. Bello, bello, molto bello questo sentiero. Un po' pendente, un po' franato. Diciamo che prima avrei preferito fare colazione. E c'è Nazario che tira come un treno. Simo, riposiamoci un po' che sono stanco. Ma quel ginocchio, secondo me dovresti prendere un bastone. Secondo me dovresti portarmi sulle tue parti. E qua. Ce l'abbiamo fatta, sono le 9 penso. Colazione fatta e adesso mi sa che saluteremo. A Lecco siamo arrivati e adesso mi sa che tra poco saluteremo Nazario che lui scende verso Milano. Però inizio a sentire qualche ghiocciolina di pioggia e per oggi hanno messo pioggia, quindi mi sa che ci bagniamo today. Ciao da Lecco! Questa è la chiesa di San Nicolò e qualcuno mi ha detto che la statua dorata che abbiamo visto prima è San Nicolò stesso, che se notate bene guarda nella direzione della sua stessa chiesa. E quella giustamente è Torre San Nicolò. Nazario, Vai. qual è la cosa più strana che ti è capitata nel tuo viaggio di 1 anno e mezzo di 3 anni fa? Che mai nessuno mi ha chiesto se volevo un passaggio. Eccoci, sono le 11:30 e siamo ancora a Lecco. Ci siamo un po' rallentati per fare due cose. Abbiamo fatto un piccolo upgrade a livello di marketing e adesso ci appropinquiamo a uscire dalla cittadina per proseguire su 2 strade differenti. Quindi tra poco mi sa che salutiamo Nazario. Simo, è stato bello passeggiare con te. È stato un piacere. Grazie per la compagnia. Sono non sicuro, però spero che ci rincontriamo di nuovo, strada facendo, visto che andiamo tutti e due verso la Spagna. Percorsi diversi, più o meno stesso obiettivo e soprattutto stessa base, è una cosa che è molto buona. Simo, grazie ancora di tutto. Ciao. Tanto non è visto. Ciao patatone. 2 ragazze dalla macchina mi hanno visto e mi hanno aspettato un po' più avanti per regalarmi un ombrello, visto che sta piovendo. Mi va giusto bene perché non piove così tanto da mettere l'impermeabile, ma neanche troppo poco, quindi un po' mi bagno e anche lo zaino si bagna, quindi va proprio di lusso. E poi mi hanno detto che quando non mi servirà più che lo posso buttare perché tanto a loro non serviva più, lo regalerò a qualcuno. Interessante, sono cascato su questa ciclovia dei laghi che dovrebbe portare nella mia direzione. Vediamo se riesco a farla per un pezzetto. Ok, fortuna che mi ha regalato quell'ombrello perché se no non avrei mai raggiunto una tettoia senza essere completamente zuppo. Lo zaino si è già bagnato un po'. Adesso gli mettiamo la copertura e ci mettiamo l'impermeabile. E usiamo il cappello nuovo! Eccoci, sono le 2:15 e ho fatto una brevissimissima pausa per un pranzo, colazione barra qualcosa. Come sapete mi piacciono molto cappuccino e brioche, quindi ci sono andato pesante. Ho fatto amicizia con la barista e con 2 clienti e nel frattempo la pioggia ha cessato di cadere, però ho visto nel meteo che tra un paio d'ore dovrebbe tornare e anche bella pesantina. Quindi dato che mancano 11 km, se vado veloce forse ce la faccio in tempo. Ciao! Che spettacolo! Una ragazza
è venuta a cercarmi e mi ha portato il sushi, fantastico, anche perché oggi non avevo pranzato, ho mangiato giusto la brioche e il cappuccino. Quindi adesso appena troviamo una panchinetta ci fermiamo e me li sbaffo. Sono contentissimo. Vabbè, l'abbiamo chiamata. E anche se siamo quasi arrivati, ne approfitto per asciugare un po' i piedi, i calzetti. E buon appetito. Ah, è enorme questa piscina. È gigantesca. E poi la color bello. Buongiorno. Giorno 31. Ciao bellissimi, giorno 31 ed è passato un mese esatto, un mese di quelli lunghi però. E di quelli lunghi perché sono 31 giorni, non perché sto soffrendo, attenzione. Ieri ho passato un bellissimo pomeriggio con Elia e Mia, la piccola Mia che è spettacolare, veramente arzilla e sgaia, fantastica. Ho fatto una bella doccia, ho fatto il bagno in piscina con Mia, abbiamo giocato un po' e parlava tantissimo, ma proprio bello, mi è piaciuto. E poi la sera abbiamo fatto una cena tutti insieme con anche il fratello di Elia e la sua ragazza. Sono stato proprio bene. Poi stanotte ho dormito tantissimo, benissimo, in una taverna fresca con ben 2 copertine di pile e ho fatto un sacco di sogni molto molto complicati e lunghi. Adesso andiamo in direzione di Como e la visitiamo al volo e poi scenderemo di nuovo verso un altro paesino qua abbastanza vicino, dove un'altra persona ci ospiterà stanotte, una ragazza di nome Beatrice. Purtroppo devo camminare un po' sulla statale e il bordo strada è abbastanza stretto ed è scomodo, però è solo un pezzettino. Il meteo invece è spettacolare perché c'è un bel sole, è caldo, ma al tempo stesso c'è un bel venticello fresco che mi dà una sensazione di sollievo molto importante. Ma che bello! Mamma Elia mi ha consigliato questo percorso pedonale, ma non avevo capito che fosse così, pensavo che fosse tipo una sorta di ciclabile, di strada ciclopedonabile, e invece è proprio nel bosco, super ombreggiato, assolutamente silenzioso, sono da solo e non è neanche più lungo della strada perché la accosta proprio pari pari. Giusto oltre il bosco c'è la strada che va esattamente in questa direzione, quindi non facciamo neanche chilometri in più, ma ci godiamo un po' di freschetto. Ecco, è successo un'altra volta. Bello, bello, ho scoperto che a Camnaro Volta ci sono sia la tomba che la villa del famoso inventore e che chi non si ricordasse ha inventato la pila e ha scoperto il metano, cosa che in pochi sanno. E cosa ancora più importante, ho incrociato 2 ragazze che mi hanno offerto una focaccia. Ciao! Così a occhio siamo arrivati a Como. E niente, stavo cercando un bar, sono incappato nella cattedrale di Santa Maria Assunta di Como. Stra carina. Ciao! Eccoci, sono quasi le 4, ho fatto un giretto a Como, ho visto la cattedrale, ho fatto un giretto in centro e poi ascoltando i consigli di chi ci abita, sono stato a fare una bella passeggiata sul lungolago in direzione della Villa Olmo, che ha anche un bel parchetto. Adesso sono ripartito in direzione di Lurate Caccivio e per andarci attraverseremo il piccolo monte alle spalle di Como. Ok, sono finito in una strada non proprio bellissima, speriamo che non ci schiaccino.
Ciao. Siamo qua con Simone, abbiamo conosciuto una persona squisita. Grazie. Ciao. Ciao. Ta-da! Spettacolo. Arrivato, sono le 7:10, sono a Lurate Cacivio e la coppia che mi ospita oggi, che sono Beatrice e Alfredo, mi hanno messo a disposizione praticamente questo appartamento in ristrutturazione con il letto, la doccia, le prese funzionanti, quindi tutto ciò di cui ho bisogno. È semplice, pulito e perfetto. Adesso faccio una doccetta e poi andremo, penso, a mangiare una pizza tutti assieme. Ho bevuto un ettolitro di acqua. Ecco, un problema è che da quando sono sceso dai monti non ho più trovato fontane e le poche che ho trovato non avevano acqua perché in questo periodo di siccità ne hanno chiuse tante.